L'abbattimento dei pedaggi da una parte e il rapido completamento dell'infrastruttura dall'altro, alla vigilia dell'inaugurazione dell'atteso collegamento tra Pedemontana e A27, sono associazioni di categoria e ordini professionali a chiedere alla Regione di rendere realmente utile al territorio la nuova superstrada. Da Treviso gli artigiani della CNA invocano pedaggi gratuiti nei tratti compresi tra due caselli dopo quello d'ingresso. In questa maniera favoriremo l'utilizzo della strada da parte di quei soggetti che ad oggi non la prendono perché è troppo costosa e non vantaggiosa per tratte di percorrenze tutto sommato limitate, ma nel contempo avremo un beneficio molto grande per la collettività, in quanto sgraveremo la viabilità secondaria di tutta una serie di meccanismi, e anche l'investimento economico, se vogliamo, è limitato appunto perché questi soggetti ad oggi la strada non la prendono. L'inaugurazione del nuovo casello di Spresiano Villorba deve costituire l'occasione per fare il punto sull'effettivo utilizzo dell'arteria, sottolineano dalla CNA, ancora non funzionale alle esigenze del territorio, già contestata dunque per i costi elevatissimi, 3 miliardi di realizzazione, l'impatto ambientale, canoni e contributi da versare al concessionario. La Pedemontana rischia di non avere il ruolo determinante nella viabilità regionale che ci si aspettava. A tal proposito sarà fondamentale, a nostro avviso, prevedere anche delle aree di servizio per le imprese di autotrasporto. Fondamentale inoltre procedere più velocemente con la realizzazione di quelle bretelle che ancora mancano per collegare appunto la Pedemontana con altre reti viarie. Inoltre non dimenticare l'importanza di lavorare anche sull'aspetto ambientale, lavorando sulla forestazione delle aree periferiche delle Pedemontane. Da ultimo, a nostro avviso, va prestata un po' di attenzione su quelli che saranno e sono i nuovi insediamenti che ci sono e ci saranno lungo il tragitto. Devono rispondere a una serie di criteri importanti come la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Opera necessaria ma in questo momento non sufficientemente utile, occorrono correttivi urgenti. Che la Pedemontana costituisca una grande opportunità ne è convinta la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, che chiede il rapido completamento del collegamento fino a Montecchio nel Vicentino, creando un raccordo anulare della vasta area metropolitana centro-veneta. Se dunque l'innesto con l'A27 è una tappa salutata dal mondo economico con soddisfazione, ancora non basta. Senza dimenticare che se la superstrada dovesse rimanere sottoutilizzata potrebbe arrivare a costare complessivamente fino a 12 miliardi di euro.